Ben ritrovati amici di Partenope TV a Da Tu per Tu. Che dire, ho creato anche uno slogan nel programma che ti dà di più, perché scopriamo gli artisti della canzone napoletana e non solo, anche comici, cabarettisti, tutti personaggi di spessore del nostro settore, quindi della nostra amata terra. Con me come sempre il caro giornalista, nonché ufficio stampa, colui che cura il tutto nei minimi dettagli. Ciao Antonio, come stai? Ciao Ida, buonasera, sto bene. Come vedi stasera stiamo anche in una postazione nuova, anche sì, carina, vedi come... No, infatti sto comoda perché molto, sono appoggiata al piano. Sì. Molto molto carina e noi siamo contenti di tornare ogni settimana in vostra compagnia, anche perché ci riempite di affetto e di complimenti. Quindi andiamo subito a ringraziare tutta la stampa che ci segue con affetto, in Roma, Cronaca di Napoli, Lo Strillo e Casoria 2, e poi naturalmente anche i padroni di casa. Ma è normale che comunque vengano sempre salutati e citati nelle nostre cose, perché loro vogliono sempre il meglio per voi, quindi vado a ringraziare sempre con abbracci a lui e la sua famiglia, Angelo Ciero, e il direttore artistico Renato De Carmine. È bello sempre raccontare gli artisti, Antonio. Questa sera racconteremo un cantautore di altri tempi, anche ai tempi di oggi, perché si prodiga sempre per scrivere a grandi personaggi dello spettacolo, quindi sono curiosa. Soprattutto siamo proprio contenti e emozionati perché abbiamo proprio un maestro della canzone, un cantautore come dicevi tu, ma poi anche un po' il padrino artistico di tanti giovani che si sono fatti strada mano a mano, e quindi noi lo andiamo a scoprire, lo andiamo a presentare, lo andiamo a conoscere. Ma lui tiene tanto la musica che venga fatta sempre bene, e con lui, con le sue mani, tutto può succedere. Con noi a Da Tu per Tu il maestro Enzo Di Domenico. Eccoci qua. Maestro, buonasera maestro. E che piacere, maestro. Piacere mio sicuramente. Come si va? Benissimo, grazie, tutto a posto. Infatti sempre sorridente, sempre sì, bello. Tranquilli. Tranquillo in questo periodo? Non tanto, Non tanto, però, ecco. però tranquillo per forza, ecco come sei. Dobbiamo essere tutti ottimisti. Bravo, Quindi, specialmente in questi momenti. E poi ogni tanto sentivo proprio delle dichiarazioni in televisione, proprio da Mara Venier, la quale diceva che in effetti ci vuole ogni tanto uno stacco di musica, di spensieratezza, perché altrimenti prima il Covid, poi la guerra, siamo troppo depressi, e allora tirarsi un po' su, sempre pensando però a quello che sta capitando intorno a noi, fa bene. Essere un po' sopra le righe, è normale, alleggerire anche con un po' di musica. Ma sicuramente, l'importante è che non trasmettiamo quanto costa l'avuto. Sicuramente è vero. Una battuta così, è vero, quindi l'importante è che la musica abbia proprio una riflessione, la musica può aiutare, la musica è vera terapia. Qui stiamo parlando con uno dei più grandi pionieri della canzone napoletana, colui che veramente ci ha emozionato negli anni belli, gli anni di una volta, tempi belli, e colui che prova sempre ad emozionarci rivisitando altre canzoni, scrivendo altri brani che poi scopriremo man mano lungo questo percorso, lungo questa bella avventura da Tu per Tu. Perfetto. Questa vena artistica come nasce? Com'è che è così inesauribile? Inesauribile per necessità. Sì, seriamente per necessità, perché, ma non per necessità economica oppure perché devi fare, perché dopo passano 4, 5, 6 mesi senti proprio il dovere, il bisogno di scrivere. Allora quando avverti questo bisogno, questa spinta, scrivi e fai di solito qualche cosa di buono, insomma. Quindi si parte proprio con i brani, perché lui ha messo proprio dei marchi proprio su brani che comunque ascoltiamo tuttora. Pensate che su RTL 102.5 Napoli, voglio dire questa cosa, il maestro Enzo Di Domenico ne è testimone, e ci ha ascoltato. Ha ascoltato un po' di dischi classici, diciamo così, ecco, fermiamoci al disco classico. Sì, ti ho sentito, no, ma poi soprattutto sei bravissima, a parte questo. Meno male. E poi è una bella emittente, insomma, sì, che dà un po' di lustro a tutto. Senti Ida, ma dischi classici su RTL, vogliamo sapere i brani del maestro Di Domenico che passano su RTL, quali sono? Quello amato, O Barra e l'Università. Ah, bellissimo! Ma di cosa parliamo? Veramente ci sono tanti classici che ci portano comunque a pensare ad una Napoli migliore. Ecco maestro, concentriamoci proprio sulla parte iniziale, la Napoli di una volta. Cosa è cambiato per esempio? Tutto. Tutto. È cambiato tutto, facciamo prima, capito? Ecco. È cambiato innanzitutto lo spirito, sì, il che non è poco. sì. E poi i tempi sono cambiati, non è colpa mica di Napoli, sono cambiate le cose. Io per esempio, gente di 70 anni li vedo con questi telefoni in mano qua, tutti che smanettano, dico, ma tieni 70 anni? No, però intanto quello
È cambiato tutto, oggi è cambiato tutto, li vedi tutti pettegoli a vedere su questo telefono, a vedere che ha fatto Tizio, che ha fatto Caio, ma non lo so, io ce l'ho uno che mi racconta tutto. Si chiama Nando Cannuzzi, il quale la mattina mi chiama e io dico sempre tutti vivi, attenzione, mi racconta proprio tutto, proprio tutto. L'ultima cosa che mi ha raccontato è che Angelo Ucciro ieri stava a campo sì, a San Paolo, è vero, l'abbiamo visto anche noi. Allo stadio Maradona. Angelo non è portato bene, è stato d'accordo. Allora, voglio salutare Nando Iannuzzi insieme ad Antonio D'Addio, lui un conoscitore proprio della canzone classica, delle radici della canzone classica. Nando, un grande saluto da parte nostra, un grande bacio. Allora, partiamo proprio dagli Antonio, inizi, vai. perché il maestro di Domenico comincia proprio come autore, poi piano piano da cantante. si scoprirà anche cantante e cantautore, però comincia come autore soprattutto. per esempio io ho cantato per soldi, vedi, questo Sì. lo devo essere onesto. Cioè io scrivevo solo. Ho scritto per tutti, Mario Merlo, Tonia Starita, sì. ha cantato Sergio Bruni, Massimo Ranieri, un po' tutti. Però era un'avventura di night, a me piaceva molto il night, ma non per quello che puoi pensare tu. Anche io stavo pensando. Appunto, vabbè. Ok. Pericoloso, se pensa Antonio un po' inocuo, appena pensi tu, sono castighi di Dio. Allora, Anche perché dobbiamo dire che il maestro piace molto. Il night? No, il maestro piace molto proprio alle donne, ha avuto tante corteggiatrici e quindi insomma... Soprattutto ho avuto tante donne, tanti guai. Allora diceva, a parte questa... Pensavo fossero i soldi guai, invece no, sono le donne. No, vabbè, diventano i soldi dopo, i guai. Però bravo. quello che dicevo, e io stavo giù a un locale che si chiamava New York Record, che era di Antonio Prestieri. Sì. Sarebbe il papà di Tommaso, che poi insomma è una storia che conosciamo un poco tutti, no? Sì. Ed eravamo proprio molto amici. Quando arrivavano le ragazzine nuove, io per accalappiarle mettevo la tastiera e cantavamo, insomma. Ed era l'unica arma che tenevo, in quel momento la usavo, no? E dice, no, ma tu devi cantare, ma tu vuoi fare, è più comodo stare dietro alle quinte, ma non voglio cantare. Comunque mi offrì una bella cifra e io cantai. Quindi canto per soldi, sinceramente. Ma si canta per soldi, non ci vuole. No, dopodiché è nata pure la passione per il canto, però inizialmente No, ma quello mi piaceva e avevo paura di farlo. Cioè, non mi volevo mettere in gioco, un po' paura, sai, un po' pauroso. No, perché poi avevo 7-8 anni, noi cantavamo già per gli istituti. Sì. Cioè, sai, questi orfani orfanelli, io stavo al Colosimo, l'istituto dei ciechi al Colosimo. E già a 8 anni stavamo in un'orchestrina col maestro Basilici, che era bravissimo. E andavamo anche in questi istituti di orfanelli già a cantare questa canzone, ma sempre la canzone napoletana classica, capisci? Sì. Poi dopo piano piano ho incominciato a scrivere canzoni quando avevo 12-13 anni, insomma. Ora ne tengo 79. Quindi divenne una professione, maestro, lei entrò subito immediatamente nello Star System e quindi qui arrivano i soldi, no? A ogni sua prestazione. Sì, poi come autore ho incontrato grandissimi autori. Anche per il Festival di Napoli ha scritto. Sì, diverse volte. Sì. Come autore ho incontrato Vittorio Annona, ho incontrato Gianni Marigliano, ho incontrato il maestro Campora, Buonafede, tutta gente che avevano una grossa dimestichezza per quanto riguarda la canzone e per quanto riguarda il successo, no? E tu facendolo con questi qua diventavi qualcuno pure tu. Ma noi vogliamo sapere un po' l'avventura con Massimo Ranieri. Ecco. No, ma Massimo Ranieri, allora c'è un disco che io ho inciso nell'81, sinceramente, che si chiama Sì Anna Maria. E in questo disco c'è sta una canzone che si chiama Canzone Nera. Mi telefona mio figlio Adriano, che è amico di Zinno, amico suo, e mi dice, sai Massimo Ranieri sta incidendo una tua canzone. Dico, vero, fa piacere. Allora ci hanno invitati quando lui venne alla Parteno a Napoli qua. Ci invitarono, poi ci invitò dietro al camerino e mi disse che stava incidendo questa canzone. Dopodiché ho avuto il disco a casa ed è un fatto proprio simpatico, ora la verità è bella. L'ha cantata bene, insomma. Sì, no, ma poi soprattutto mancava questo corallino da dentro a sta collana di artisti che c'avevo io. Insomma, ho cantato un po' da tutti, sai, pure Massimo Ranieri è bello, no? Come fatta è simpatico, ecco, è simpatico e poi è di spessore, no? Avere pure Massimo Ranieri in questo... Oggi ci sono riconoscimenti da parte di Massimo Ranieri? Sì, perché dopo vediamo un video, non anticipiamo, ma dopo vediamo un video in cui proprio Massimo Ranieri ringrazia e fa
alzare. L'ho trovato sulla rete, l'ho trovato. Nemmeno io sapevo questo, perché Antonio, ecco, riempie di sorprese. Comunque adesso, cioè, subito dopo dobbiamo parlare del rapporto molto continuo avuto con Mario Merola, però prima di parlare di Mario Merola ci vediamo questo montaggio numero 2. Tu mi hai ricevuto che hai scritto per me. L'importante è che lo sappiamo tutti e due. No, ma sapete tutti e due, ma da sapere pure la gente. È chiaro, ma ce lo perché qualcuno ma che si l'ha fatto, che si l'ha fatto? E allora di domenica, ma che di domenica ha fatto tutte le canzoni? Vuoi vedere che non ne ricordo qualcuno che non ricordo manco tu più? Vai. Per esempio quella che faceva Bello mare, sogno azzurro, acqua mare, cagno vento, a tutto l'ora, ma non cagna, basta amore. E poi abbiamo avuto tanti appuntamenti importantissimi, tipo, cosa dice, 1969, il tuo grande festival che faciste Un Mattatore, ti ricordi? Sì. Mario Merola su tutti i fronti, 3 canzoni, 3 cose in finale, e io partecipai modestamente con Mario Merola. O cuore che la come te ne segnate 100 appuntamenti. Te pigliassi come fosse niente. E non mandare mai non giuramento come ha fatto con me, come ha fatto con me, pure se mi fa male e mi fa piangere, che ci posso fare? E si te voglio bene. Scende appuntamento 1969, disco estate, mo. Disco estate. Passione eterna mia, che vostra gelosia pure in te sonno mi fa schiavere. Lo freddo cuore, lui muore. Che ti chiama Valera, quando tu mi va bene, io mi attacco sto bene e non trova più a me. Passione eterna, grande. questa. Ma me ne hai scritto un altro. Tante, Anche disco è stato l'anno dopo. Disco è stato L'anno dopo, sì. Grande canzone. Grande Sempre canzone. con Vittorio Andone, è vero? Sempre con Vittorio. Quello che faceva Anna Maria. Che mosci sta a fare? Eternamente non esiste niente, ma l'hai imparato tu e non puoi scordare più. Eternamente tua, grande canzone. Parliamo di questo sodalizio con Merola. Di questi successi poi. Vabbè, Mario Merola, penso che vederlo e si capisce che personaggio è. Sì. Perché Mario Merola è genuino. Sì, è vero. Siete andati sempre d'accordo? Sì, ma proprio sempre. Anche quando si giocava a carte. No, ma proprio sempre d'accordo, perché è un personaggio che non ti spiazza, hai capito? Perché è sempre allegro, è sempre
sembra un egocentrico, non è vero, capisci? Perché Sì. dà spazio a tutto e a tutti, e questo è importante per gli artisti, che di solito sono tutti qua che si assemblano tra di loro le cose. Vabbè, sì. Invece I simili si dicono io per esempio mi ricordo una cosa che mi è rimasta proprio impressa. Stavo andando in Sicilia, stavamo quando c'era il catamarano, non so se Sì, ve lo ricordo, sì, non so se c'è ancora. Comunque stavamo in questo aliscafo veloce per andare a Palermo. E io non lo sapevo, c'era pure Mario Merles, però lo stesso catamarano, però io non lo sapevo proprio. All'improvviso viene il cameriere, me lo manda Mario e mi portò dei caffè della roba. Dopo 5 minuti me la ma chi è Mario? Allora fanno i ragazzi, dove sta Mario Merles? Oddio, c'è tutto sta animale, non mi è venuto manco a salutare. Però poi, sai, le solite cose, Sì. la cosa bellissima. E questo fatto non me lo veramente, non l'ho dimenticato più, perché lui si faceva notare, capisci? Poteva anche nascondersi, tanto per Sì, dire, sì. capisci che E voglio si dire? faceva amare. Allora parliamo del 1969, 100 appuntamenti. Poi, torniamo un po' indietro. 1967 Mario Merola debutta con Scusarizia e Marinara. Marinara, sì. Un altro bel successo. Caspita, sì. E caspita, sì, appunto. Questo è entrato anche nell'antologia napoletana, Sì, lo sai, sì, quindi sì. qui c'è un po' di cipratti e l'T102 Va bene. No, dica Ne chiaro. abbiamo tanti Ce rischi lo puoi anche classici. dire, ce lo Fortunatamente la gente del nord stima molto il maestro Enzo Di Domenico, ho testato stesso io, le do la conferma che ci sono Grazie. tanti È amici un po' del nord. bugiarda sta No, ragazza. non sono no, è bugiarda, sincero, è Antonio, sono è sincera sincero. perché Antonio mi segue. Ci sono Ah, tanti va. che amano proprio la canzone classica napoletana e non la sono- dimenticano mi perché sono piace, anche gli sì. emigrati, no? Ecco però, Si sa, ecco però. quindi coloro che comunque hanno lasciato il loro cuore a Napoli e però. sono d'altra parte per vari motivi, soprattutto lavoro. Un Vai. grande successo, Sposalizia Marinara di Mario Merola, però noi abbiamo trovato, proprio per fare un omaggio al maestro Di Domenico, una partecipazione di Enzo Di Domenico con Luna, la figlia Luna che è bravissima e che salutiamo anche se sta lontano. Sì, ma lei la vedrà sta trasmissione Sì. perché ce la mando tutta. Va bene. Sì. E Lei quindi sta in America, non è che sta vediamoci- lontano, sta proprio lontanucci. Molto lontano. vediamoci questo video appunto scaricato da Rete 4, Sposalizia Marinara, Enzo Di Domenico e Luna Di Domenico. Innamoratella mia, innamoratella, se avere non ti filo più aspettare, io sono marinara poverella, ma tengo tutto pronto per sposare. È pronta a casa, una barca marinara, con una lampada a prora. Bella sposa, una rezza pescatore, da sud e stelle mare. O sposa rezza pascia marocchiana, sotto la finestra c'è la prena amore, e convinto che anche quando le possibilità, tutta sera stata la tua faletto champagne just a l'acqua mare.
acque mare, e pesce mare già stiamo acque mare. Bellissima. Sono dei gioielli classici, come per esempio anche un altro Sgar, dalla quale poi Mario Mero la fece la sceneggiata. E diciamo che quella è stata la prima sceneggiata napoletana dove lanciamo un po' il western dentro, no? Sì, un po' a guappi, no? No, da musicalmente Proprio parlando. musicalmente, ok. C'era, sai, un pugno di dollari, insomma. Sì, per un sì, pugno di sì, dollari. sì, Quella per un con pugno le di dollari. trombe così, Sì, sì. che poi subito dopo ci fu un filone infinito, Vabbè, anche sì. degli altri artisti. Sì, insomma. sì. E siccome si era accorta scendere prima Pino Paolo, vabbè. Invece è uscito prima Mario Mero. E poi c'è stato anche qualcosa per Solitaria, scritto per Giulietta Sacco, per Mario Trevi. Mario Trevi, sì, Mario Trevi ho scritto, ma anche per Pino Mauro, ho scritto Pino Mauro. quasi Pino, una ventina di canzoni, sì, a Pino sì. Mauro. Per no? Gloriana pure. Per Gloria. Sì, anche a Gloriana. No, ma diciamo ecco che Non vi siete fatto sfuggire nessuno. Mario Trevi abbiamo fatto un bel periodo proprio, Cuffiette spose che torna a fare, Onore, Solitario, ma tante. Arriviamo al 1970, c'era Passione Eterna del 70, giusto? Il 72, 72, 72. E poi prima invece canzoni per Tony Astarita. Sì, tante. Tante. Pure là tante. C'è stato un bel sodalizio per Sì. un bar università, vabbè. un disco estate, stanotte braccia Sì, a te. sì. Siamo con Vittorio Annuna, insomma. Il paroliere in quel periodo era lui. Poi dopo venne Renato Fiore, che lo sai, che era un altro grande della canzone, poi c'è stato Aldo Fiorino, poi c'è stato Marigliano, poi c'è stato... Insomma, ho scritto un po' con tutti, con Acampora, il maestro Acampora, l'autore di Viren, non so se mi spiego. Ho avuto il piacere di scrivere un po' con tanti grossi autori. E la versione che poi Valentina Stella ha fatto di Passione Eterna, vi è piaciuta? Sì. Sì. E a proposito di Valentina Stella, in questi giorni stai per incidere paura. Ah, che Che bello. bello. Siamo con questa chicca. Mi ha chiamato Espedito Barrucci, che Sì. la stava facendo la sera. Ha detto se faceva tipo il parlato, dico no, volentieri. Quindi ho saputo per questo motivo che stanno incidendo paura. Bella, sicuramente. La vedremo sarà... sicuramente come colonna Sì. sonora in qualche altro film, perché Passione Eterna ha partecipato proprio al film Benvenuti al Sud. Sì, speriamo che ti fa una cosa. Che farà di Rimbenvenuti, Rimbenvenuti. Basta che non facciano Benvenuti al Nord. No, No, quella no. tutti quella al no. sud. Quello no. Allora, arriviamo anche ad un album che lei fece, maestro. Un album. E ricordaglielo il titolo. Un album, allora, dopo Bar all'Università Fatto c'era proprio il suo questo album arrangiato da Tonino Esposito. Ah, ecco, la lettera blu. La lettera blu. Le mie canzoni, insomma. Ecco. Allora? Cosa ricorda di quest'album? Quella è stata una grossa esperienza. Innanzitutto perché io stimo alla follia Tonino Esposito. Proprio era un maestro veramente, il vero maestro, con la M maiuscola. Sì. Un grande pianista, un grandissimo direttore d'orchestra, un arrangiatore con È i stato il fiocchi. primo, giusto questo? Il primo disco Il primo, mio. Sì, diciamo il primo, perché poi ho fatto anche qualche 45 giri prima, non li dico Ecco. perché mette scuola. Vabbè, Però- lo deve dire, no? Lo No, deve... sono brutti. Per questo... Allora, Dopo aver collaborato, aver scritto per tanti artisti, no, ci voleva comunque un disco tutto suo, maestro, è normale. Infatti, Poi con la infatti. presenza di E si è Tonino affidato a Esposito. Tonino E si è Esposito. è affidato Esatto. proprio Sì. a Tonino Esposito, un grande musicista, Sì. arrangiatore. Ma noi durante diciamo, questa ora e mezza di trasmissione Sì. abbiamo preparato anche una sorpresa. La prima vogliamo fargliela sentire. Sì. Perché io sono convinto e sono sicuro che le farà molto piacere. Allora, se alla regia diciamo di mandare in onda il saluto numero 5. Buonasera a tutti e ciao papà. Anche io stasera volevo presenziare e volevo esprimere la mia gratitudine verso mio padre per tutto quello che ha fatto per me, per noi, per la famiglia, ma soprattutto volevo soffermarmi sui suoi pregi, sui suoi pregi. E io ce n'ho uno proprio da sottolineare che è il mio preferito, ed è il suo entusiasmo verso la vita e verso l'arte. Ogni cosa che fa l'affronta sempre con il sorriso e con un'energia da ventenne. Quindi continua così papà. Mua, ti voglio bene. l'ha mandato solo, no? L'abbiamo chiesto e ce l'ha mandato perché insomma noi Pazzesco. abbiamo dei contatti, È anche se sta in pazzesco. America. Appunto, dico, è pazzesco proprio.
è piaciuta la sorpresa? No, ma guarda, veramente che sia stata una sorpresa, perché altre cose basta che sento un alito e me ne accorgo di che si tratta, ma stavolta non l'avevo capito. Allora, parliamo, Antonio, dal western, giustamente, Arriva un criminale, dove ci sono state, si è dato proprio il via, no? No, A il tante criminale, sceneggiate. quella è stata c'ha una particolarità Sì, quella cosa. cioè? La sceneggiata la scrisse De Crescenzo, Sì. sai che è autore di Luna Rossa? Sì. No? E fu la prima volta che il teatro Politeama, Sì. la prima volta, forse unica, che nel palinsesto inserì la sceneggiata. Ah. E logicamente perché era Mario Merlo, eccetera, eccetera. E diciamo, questo è ha dato il via, che poi però Fa rinascere la sceneggiata napoletana, ha dato però proprio il via. in quel teatro di sceneggiate solo quello è stato rappresentato. Cioè Poi unica. mai più, sì, Sì. unica. Poi si spostarono Poi al si Teatro spostarono, 2000. sì, sì. No, no, ma Ah. già stava al Sì. Teatro 2000. No, ma attenzione, no, non diamo cattive notizie No, alle no. persone, cioè notizie sbagliate. Il 2000 c'era Damo Sì. Sì. e Mario Merlo già lavorava sempre al Sì. 2000. Questa è stata l'eccezione, ecco, Che anche il Politeama che faceva insomma una che rassegna. debuttò con questa sceneggiata al Politeama. Queste non, ma no, assolutamente, il Politeama non ci azzecca proprio. Poi beh, andiamo avanti, 1974, Gennaro Spartivento, poi arriva nel 75, incide il secondo album, ecco, arriviamo al secondo, Napoli a modo mio. Perché Napoli a modo mio, maestro? Perché sono canzoni antiche, diciamo così, classiche, che le rigenerai a modo mio. Ecco, proprio- parola giusta. questo era il periodo di fare le cose un po' a modo nostro, che poi tra le altre cose sono state anche uno scopritore, no, Sì. di talenti. E all'epoca facevo la direzione artistica con Luciano Rondinella Sì. e producemmo Peppino Brio. Ah, E allora ecco che... Ah, non lo sapevo. ma l'hai saputo. Peppino Brio, il famoso disco Le Belle Dimenticate, dove stava Guapparia, sì, i Quattro Ciucci, Suonnate. E com'è nata Peppino Brio questa storia? Che io sempre nel night, praticavo un certo locale, si chiamava il Picallo, che sta a Santa Lucia. Antonio lo sapeva sicuro, però. Sì, Tu Antonio. no, ma Antonio lo sapeva sicuro. A Santa Lucia sta il Picallo. E là scendevo la sera e per più di 4 volte scendevo sentivo Suonnate. Mamma mia, quanto è bella questa cosa. Tipo facciamo incidere. Allora lo chiamai, dico, vuoi fare a fare questo disco? Lui andava sulle navi a quell'epoca, Sì. faceva le crociere là con. No, ma io devo partire, comunque dico, ma tu ci scegli, non prendere questa occasione, insomma l'abbiamo fatto. Sì, Presi Tonino Esposito io, ecco Tonino Esposito, grande Tonino. lo portai con me giù al night, dico, maestro, lui mi sa di sto gruppo, perché a me piacerebbe portarli in sala come li sentiamo qua. Però c'è una consulenza particolare, mi portai lui. Dice, no, li possiamo portare, bravo, li possiamo portare. E li portammo alla Zeus, come stavano? E nacque Peppino Brio con gli eredi di Pulcinello. ah. Hai E capito? questo è stato... Invece il maestro Augusto Visco invece che lei ha curato Augusto proprio il Visco. secondo album, sì. Augusto Visco è stata un'amicizia enorme. Sì. Beh, ma siamo conosciuti così, sviluppava il mio whisky da quell'animale, possa stare nelle schiere degli angeli, nella schiera degli angeli. E Io poi faccio sempre sul 7 whisky, no? Allora io, dammi sta bottiglia, quello mi serve, dice, no, ma non lo bevo tutto, non ti preoccupare, me ne lascia proprio un goccino. Comunque va bene. vabbè, poi andiamo avanti, nel 76 incide Napoli Masaniel, da cui viene E qua estratto il c'era il singolo grande Paura. Chiaravalle. Grande. L'ho incontrato Chiaravalle, che poi diciamo che da Chiaravalle è venuta fuori Maria Nazionale, no? Sì. Quindi è tutta una storia con Maria Nazionale a casa di Chiaravalle, poi Maria Nazionale a casa mia, perché Chiaravalle tutte le volte che veniva in vacanza a Napoli, Sì. 2 mesi, Sì. stava tutti e 2 mesi a casa mia. Quindi avete ospitato pure la nazionale. Ok. Qualche volta. sì. Qualche- No, ma all'epoca no. Venne una volta solo a provare un pezzo. No, ma Maria venne, che poi sono stati a casa sua, da Maria Nazionale, a Milano, insomma. Allora, io devo salutare Antonello che è uguale al papà. Sì. guarda. Antonello Chiaravalle. Antonello è proprio una cosa È la copia del papà. eccezionale. È vero. Allora, Prendiamo arriva il momento. tante chiacchiere, adesso cantiamo un po'. Sì, per tutti voi, so che comunque volete ascoltare il maestro Enzo Di Domenico, è arrivato il momento giusto. E ascoltiamo adesso Quale? proprio qui in studio, Sì. ascoltiamo Felicità e quindi adesso parte la base e poi il maestro ce la canta. Troppi vuoti a goccia, piano piano,
resta solo una carezza per nessuno. Pure amore più sincero se ne scena dentro cuore e diventa veleno. Ma le pene vanno spesso cuore a cuore, ma non può capire da porta sta catena che intrasetta da nasconde la verità. E così ti fa scemare. Felicità, e di me tu stai, se non dici ti vengo a pigliare, tengo sete e tu sai. Felicità, certamente non si muore mai, mano in mano con te non per niente sia felicità. E così distrattamente passo tempo e ogni cosa non si cambia come sempre. Per volte un minuto vale più all'eternità. Aspettando. Se per sbaglio non ti accorgi che è passato, che il treno che ne sono e le perdute, puntualmente questa vita prima o dopo può sapere come va, come chiude. Felicità, di bella tu stai, se non dici da venga a pigliare, anche se te lo sai. Felicità, tutte suonano buone a me, mano in mano con te non fa niente, sia felicità. Certamente non si muore mai, mano in mano con te non per niente sia felicità. Vedetevi maestro, ecco qua, datemi il microfono. Bellissima. Come si dice, buon sangue non mente. Mamma, questa luna, che voce. E ci vorrebbe un po' di felicità in questo momento. No, in questo momento. Infatti questo disco si chiama così perché l'ho fatto nel periodo della pandemia. Di che mo che ce ne usciamo, sai che felicità. E nacque questo. Siamo usciti dalla pandemia e siamo entrati Va nella bene, guerra. Va bene, ok. Sperando che questa sia passeggera. Non siamo Felicità. indifferenti, assolutamente, però andiamo avanti con la musica che vi possa stare bene in un momento così. Però nel 1981 il maestro Enzo Di Domenico partecipò per la prima volta al Festival di Napoli con la canzone Sì, Anna Maria. Anna Maria. Sì, Anna Maria. Eh. Com'è stata la prima volta al Festival di Napoli dopo appunto aver partecipato come autore? Ma vedi, io ho partecipato come fosse un weekend, te lo dico sinceramente. Però non sto scherzando, lo dico proprio seriamente. È vero. Andai solo io, mia moglie e mio fratello, basta. Noi andammo tutti e tre al Teatro Metropolitan. Sì. Stavano, dico, non ci facete proprio caso che faranno di quegli imbrogli. A loro due, non Sì. vinceremo, state tranquilli. Vinceremo dopo, dissi io. Questo è stato quello che ho detto perché conoscevo, no, tutti i pezzi che Sì. abbiamo fatto le prove. Anzi, a proposito di prove, voglio Sì. raccontare questo fatto che è bellissimo. Sì, sì. Aldo Valore, non so se lo conosci, no, penso che non lo conosci. Comunque un grande microfonista Sì. che all'epoca lavorava per la RAI, ed era lui il microfono che aveva l'impianto Sì. al Audio, festival. sì. Allora Peppino Brie cantò, scese, io sentivo tutte tranquilla, non stava
semi nascosto stavo. E dice Aldo, allora mi raccomando, i medi stavano bene, sai, nelle prove. Allora fa Aldo, ma prima perché tu hai cantato? Dico, ma questo è tremendo. Dopo cantato io scendo e me ne vado. Lui mi rincorreva, parlava forte per farsi sentire e io niente. Si scocciò e dice, ma ti prego, ma ti andava bene? Ma perché ho cantato con i microfoni? Certi... Allora, no, ha sentito, le risate che ci facevano. E questo era un gioco, un festival di Napoli è stato per me. Quindi l'ha preso in modo allegro e spensierato. Sì, sì. Io voglio dire una cosa, anche perché voglio augurare una presta guarigione e so che comunque ce la sta facendo il nostro sì. grande Federico Salvatore che amiamo tutti quanti, perché lei ha scritto proprio per Federico Salvatore dall'89 al 92, 93. Federico Salvatore è un prodotto che ho lanciato io. Ecco, come Una sua scoperta, Ok, una la sua scoperta. scoperta. proprio come discografico, Anna e tutta quella roba là. Però so che sta meglio, Sì. Ho saputo che sta bene. Sì, sta bene, perché pubblica ogni tanto sui social, quindi... Dopo avremo un video che manderò, il titolo è Auguri Sì. a te. Infatti è una canzone, il testo è suo, la musica è mia. Sta guarendo, dai, ci fa piacere veramente Sì, che sì. ritorni con noi prestissimo. E Ciao anzi, Federico. visto che Vai. l'ha annunciato il maestro, ce lo vediamo in modo tale che lo facciamo arrivare anche a Federico. Il testo è di Federico Salvatore, la musica è mia ed è ripresa al matrimonio di Luna che abbiamo ascoltato poco fa. Ah, che bello! che bello, Quindi Oh, no. dobbiamo mandargliela per forza sta puntata a Luna, appunto. perché è metà protagonista anche lei. Appunto. Auguri a te, Enzo Di Domenico, dal video. Bellissimo. No, io non piango quasi mai, sinceramente. Però si emoziona. volevo sottolineare l'arrangiamento di Lorenzo Natale in questo Sì. pezzo e volevo anche salutare Carmine Liberati, in quanto è stato rifatta questa canzone. E la prima volta che la feci con Carmine Liberati, no? Altrettanto molto bella pure quella. Vabbè, racchiudiamo quindi anche il nostro augurio sincero a Federico Salvatore, quindi presto ritornerà. Presto arrivederci, noi. vi Sì. vedete muovere, Vi vedete muovere Federico Salvatore che abbiamo bisogno di te, un bacio grandissimo. Su, non vuoi scemo, insomma. Ecco. Guarisci. Sei a buon punto, anzi. Antonio. Ma volevo anche capire un'altra cosa. Abbiamo visto autore, produttore, discografico, insomma tanti settori della musica, dell'arte, però poi nell'80 debutta anche come attore in una sceneggiata. Dio mio. Sì, E si quindi ricorda volevo qualcosa? sapere un po' questa esperienza di attore come è stata. Romanzo era. Romanzo, sì. No, figurati, stavo con un sacco di loro bravi, molto bravi, perché mi gustavo che lui foglio paga che ne ha idea. Allora mi ricordo che nella mia casa a Pianura ci stavano un paio di mattonelli che si muovevano nel corridoio. Guarda, me lo ricordo, di che hanno fatto cosa mia, già stavano pigliando il ricciolo a terra. Comunque, al di là di questo, al di là dello scherzo, comunque fu una bellissima esperienza. E diciamo, complimento non volendo me lo fece mia cognata, la sorella di mia moglie, che fa, ma lo sai che quando stai in scena mi pare che stai parlando a casa? Ah, Dico, guarda, mica malamente, che l'hanno fatto buono, perché vuol dire che è spontaneo, no? E mi fece, non volendo un complimento. un bel insomma. complimento, sì. Antonio, ci sono delle chicche Sì. da dire. Sì, queste cose il maestro non può assolutamente dimenticare, perché nel 1975 ha fatto un concerto per il circo Moira Orfei. Ah sì, Ah, sì? bella, sì. Abbiamo Come le anche delle sembrava foto tra gli con animali, Moira Moira? Orfei. Com'è stata Com'è stata? l'incontro con questa regina del circo? È stato un incontro esagerato, ma io Come i suoi elefanti, esagerati. non capivo niente. Perché c'era un sacco di persone, ma l'avrei studiato un po' meglio. Però sinceramente, non è tuo tempo ci fa corto, ecco. Veramente, no, a parte gli scherzi c'era un bel po' di persone. Sì. E fu un'esperienza proprio bellissima, perché è stata una delle mie primissime esperienze in qualità di cantante. Noi siamo andati nel 75. Sì. Un po' prima di quelle ne feci una bellissima con Mario Merola, che facemmo Piedigrotta a Napoli al Teatro Mediterraneo, no? Al Mediterraneo. Però all'esterno, quando erano 200.000 persone. Mamma mia. Non era uno scherzo, ma Oh. infatti sul battito dopo stava il numero delle persone il giorno dopo. Però noi vedevamo questa marea e c'era stato questo palcoscenico. Mario Mello mi sposta un po' il sipario, Sì. poi viene vicino a me, dice, che sta? Cioè, stanno riuscendo a la cristiana.
fa paura, certo che me ne fotta, mi manca i becchi, Bella l'ironia del maestro. E così andò anche quello. Beh, vi ricordo questi fattari che sono simpatici. Sì, e Moira Orfei, Mario Merola, però adesso vogliamo anche sapere, nell'84 questa udienza con Giovanni Paolo II, come è stato l'incontro col Papa? Una preghiera, Senza parole. è stata una preghiera. No, veramente quello era non era un Papa normale, ho detto proprio affettuoso, era un colosso e come Papa e come personaggio. È vero, è vero. E quindi non è, ho poche cose da dire perché non ho avuto nessuna mezz'ora con lui, abbiamo solo una benedizione e una stretta di mano prima, insomma, questo è. E come Però- ha detto, i miei dischi si vendono No, come le lui- zeppole. No, lui- Enzo Di Domenico. I miei dischi si vendono come le È zeppole un'altra di San massima Giuseppe. che abbiamo trovato su internet. È vero, maestro? Sì. Sì? È vero, conferma il maestro. No, ma Ustavic l'altra volta disse, litigando con un altro artista che non farò nome nemmeno Sì. sotto tortura, dice, quando noi stavamo vendendo un bel, ma un sacco di dischi, cioè, hai visto quale disco sta vendendo? Però pure io, certo, tu li vendi uno alla volta, lui li vende a chili. Rispose Quantità Augusto, industriale. Augusto. Però il bello è che Senti, anche il Ida, Papa ha saputo sì, dei dischi del maestro Enzo Di Ida, Domenico ti che voglio si far, vendono ti tanto. voglio far vedere. Sì. Cosa hai preparato? Dai. No, ti voglio far vedere perché dei successi, soprattutto delle vendite Sì. del maestro sappiamo, però tu Anna Maria, questo cantante venezuelano Rudy Marquez, Sì. l'ha incisa, ha fatto la sua versione venezuelana ed è stato in vetta alle classifiche per 22 settimane in Venezuela Sì, e sì. noi abbiamo un estratto, guarda quanto è simpatico questo arrangiamento Vediamo. e la dedichiamo al maestro Di Domenico. Per... Danzante anche. A me ha Ma provato a ballare. vi siete sentiti, incontrati con Ma io lui? parlavo solo di lenti. Ah, o il ballo della mattonella anche, no? Sì, proprio in testa. metto Ed è- Maestro, ma vi siete sentiti, l'avete incontrato, no? No, non ho avuto il piacere di sentirlo mai. Anzi, su questo qua, YouTube, no? Sì. Sta una canzone pubblicata così, dal disco, che si chiama Cipri e sigarette. E lui fece un commento sotto. Ah. E là sta scritto che non ci conosciamo, però che ci conosciamo. Perché attraverso Totò Gullo, che era un giornalista, no? Sì. Quello che ha fatto poi la traduzione, che adesso ascoltavi tu, adesso che abbiamo ascoltato assieme. E questo Totò Gullo me lo doveva presentare, poi purtroppo andò via da questo mondo. Ah. E è finito là, insomma è finito tutto quanto là. Però lui mo dopo a distanza di anni, perché ti sto parlando di qualche mese fa, stava su questo saluto su YouTube. Ah, bello. Ah, è bello, E quindi vi è una bella seguite, insomma, a virtualmente, distanza. virtualmente. A distanza. Maestro, però una canzone che mi fa impazzire, ricordo quell'anno 1995, arrangiata dal maestro, ancora una volta, Franco Chiaravalle, Sì. E ti insieme, faccio vedere. mamma mia, sono pazza di quella canzone, è bellissima. Mi fa piacere. È una canzone che poi Bella, dopo è poi- rimasta tuttora, quando Sì, la sentiamo sì, adesso è ci vero, è emoziona, vero, ci e noi emoziona abbiamo anche il video, perché adesso abbiamo parlato tanto di Luna, però Parliamo di Adriano. nella famiglia del maestro ci sono proprio Luna e Adriano cantanti, poi Nanni che invece è Nanni. presentatore, Nanni, sì. insomma è un po' animatore anche. Poi abbiamo Diego, Poi abbiamo Diego che- Il nipote nipote, Diego che è un peperino e poi abbiamo Luca che è un grande fotografo. Poi fanno diverse Sono cose, tutti per esempio c'è artisti. Adriano che fa anche il conduttore, è stato anche presentatore, giusto maestro Sì, Adriano? Sì. Ma come te, tu quando presenti? Showman, dai, Ma diciamo capisci showman. niente che vuole L'uno è fare. prettamente artista e poi abbiamo Nanni che adesso è diventato un bravo road manager. Sì. E Luca che è un bravo E fotografo. Luca, Bravo fotografo. Luca, Sì. sì, anche. E Diego Di Domenico Diego, invece che anche lui ha un'agenzia. C'è questo che salutiamo. nipotino tutto pepe, ma Sto intanto peperino. lo abbiamo scaricato, vediamoci questo video e ti faccio vedere con Sì. Enzo Di Domenico e Adriano Di Domenico. E vengo alla tua scuola di luminosi giornà, maestro figlio mio, e ogni parola recita colori pietre auspici
parole luce. Io sono papà e ti faccio vedere la mamma come bella e ti faccio vedere gli occhi di mia sorella e ti faccio vedere il sole in un bicchiere, io ti faccio vedere, riproviamo a girare, dove finisce la canto, dove comincia la pianto, ti faccio vedere, il mondo in un bicchiere, io ti faccio e andiamo insieme a donne quando la libertà si accende nelle vene come due coetanei, due amici per la pelle pronti alle scappatelle come se non fossi tuo padre, io come se non fossi tuo figlio, ma ci provo papà e ti faccio vedere tua moglie com'è bella e ti faccio vedere gli occhi di mia sorella e ti faccio vedere il sole in un bicchiere, io ti faccio vedere. Riproviamo a girare, dove finisce il canto, dove comincia il pianto, il mondo in un bicchiere, faccio vedere. C'è tanto sole qui nel mio bicchiere. Tutti in piedi, tutti in piedi. Una standing ovation di tutti. Piaciuta la voce anche di Adriano a molti, infatti questo mi chiedevano, parlavo anche con Antonio, ma oltre a fare teatro perché non incide qualche altro pezzo, un disco? Sarebbe veramente... Sì, adesso lo faremo. Bello. Lo faremo? Sì. Ah, benissimo! Rimaniamo... Ho letto nel pensiero del maestro. Ciao Adriano, complimenti Ciao ancora Adriano. per tutto. E rimaniamo in quest'onda. Il tema, dai. Rimaniamo in quest'onda e sentiamo i saluti numero 1, altri saluti per il maestro. Sentiamo. Buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera Antonio, buonasera Ida e soprattutto buonasera a mio padre. Volevo presenziare in video in questa trasmissione per salutare ed esternare il mio affetto sincero a mio padre, ringraziandolo ancora una volta per avermi regalato dei momenti meravigliosi artistici, perché abbiamo diviso dei grossi successi insieme per diversi anni. Poi ho voluto intraprendere la carriera teatrale, quella forse anche un po' più tortuosa, ma lui non mi ha strappato le ali, anzi ha detto vai e credi in quello che fai, quindi volevo ancora una volta ringraziarlo di cuore e poi augurare ancora tanti successi a mio padre, perché il suo estro non finisce qui, nonostante la sua tenera età, quindi ancora auguri per tutto quello che gli frullerà per la testa. Ciao papà, ti voglio bene. E dopo Luna c'è pure Adriano. Sì, chiaro. Come maestro? Ma voi siete stati Non si esagerati aspettava. tutti e due, però deve essere lei. La prima volta che io trovo una trasmissione bella e fatta, di solito ci dovevamo fare noi, hai capito? Un bel pacchetto. Oltre un a bel essere pacchetto. bravissimi, poi siete stati anche
la maniera, come dire, che avete fatto da soli e quindi è ancora più bello, no? Vabbè, la trasmissione in effetti si rende unica, no? Dipende come la si voglia fare la trasmissione, quindi io e Antonio Daddio l'abbiamo improntata proprio in questo modo. Per questo non le ho detto nulla telefonicamente e il maestro mi chiedeva cosa si fa, cosa mi dite, così. Maestro, lei non deve sapere è tutta nulla, sorpresa. deve venire solo in studio di Partenopea. Vabbè, ma basta che hai detto da piccoli a donne, però è da dire. E ha detto sì il se no che facciamo? Facciamo vedere anche Sì. qui alla telecamera, perché Il è disco, uscito vai. questo nuovo lavoro discografico, Felicità Enzo Di Domenico, eccolo qua, lo stiamo vedendo, e quindi mi raccomando. Antonio, volevo Sì. salutare tutti quelli che hanno collaborato, Vabbè. perché Sì. questo l'abbiamo fatto in un periodo di pandemia, l'abbiamo Sì. realizzato un po' tutti Eccolo quanti qua. dalle nostre case e poi abbiamo raccolto tutto e abbiamo fatto un unico messaggio, non so se mi spiegare. Però li volevo salutare tutti, Claudio Vabbè. Romano, Sì. Ciro Perna, il grande maestro Enzo Stellato, che purtroppo adesso, anche in questo periodo, lui si ammalò e andò via. Sì. E diciamo che l'ultima suona dei trombe ce l'ho io. Bravo, hai visto? Questo cimelio mo ce l'ho io, perché l'ultima volta che Enzo Stellato ha suonato la tromba sta in questo disco. Bene. E poi Lorenzo per- Natale, Carmine Liberati, Bruno Lanza che ha scritto un testo con me. Poi se mi E scorda questi qualcuno, no, che Carmine frega tu. Liberati, no, è questo. Ho detto Romano tu. Fiore. Ah, ecco. Davide Fiore, un Davide ragazzino, Fiore. un giovanottissimo che abbiamo fatto questo sodalizio proprio giovane, ha fatto lui l'arrangiamento e la musica, e io ho scritto il testo, di Guaglione Rimane si chiama Sì. questa canzone. E poi Perna. Ciro Perna. Ciro Ciro Perna, Perna, sì. E diciamo che lo ringraziare tutti. Dico, Sì. li devo ringraziare 3 volte perché non ho pagato nessuno. Ah, bene. Natale sì, l'ha citato, Sì, ma sì, Lorenzo Natale, sì. Allora adesso si canta e dopo, ecco, passiamo ad altri racconti. Sì, Va però bene? visto che è arrivato il tempo e il momento di Sì. Uocchi e Paura, su questo brano il maestro Di Domenico vuole raccontare un episodio. Sì. Sì, c'ho il mio amico, nonché compare di Fazzoletto, come si chiama Mannato? Sì. Sì. Il compare di Fazzoletto, è bello. Salvietto, come lo chiama? Salvietto, Fazzoletto. Proprio che il mio amico Pasquale Coccia, il quale a casa sua, oltre alla sua donna e la figlia di questa signora, che sono 2 ucraine, no? Sì. Ce n'ha altri 10 adesso. Ne ha presi altri 10. Altri 10 perché lui ha il piacere di avere una casa immensa, bella, bellissima, e li ha portati in questo paradiso che è la sua casa. Gli sta facendo da cuoco, gli sta buffando proprio, sai che significa 3 secondi, Che 4 cuore. secondi. Io ho sentito per telefono, che ci telefoniamo tutti i giorni, ho sentito per telefono oggi che cosa mangiavano. Il menù fa. La gente ma siete esagerato, voglio dire. Questi si sentono male dopo, stai attento. E ci diceva prima 7 bambini e 7 3 bambini. adulti. 7 bambini, però diciamo sono 2 mamme, una con 3 figli e un'altra con 4. Ah. E poi ci sta il marito di una di queste qua, perché l'altro sta combattendo. Combattenti. Complimenti, veramente ha fatto un bel Ed è gesto. stata veramente una cosa bellissima, Bello. li saluto tutti, ma poi li conosco benissimo la sua donna, Lara. Ciao Lara, niente, perché secondo me domani si resteranno tutti, perché voglio avverto. Saranno tutti quanti vicino alla Tutti a televisione. guardare, tutti a vedere. Sì, sicuramente. Vabbè, intanto lanciamo anche un altro messaggio Sì. di aprire le porte anzi a famiglie ucraine per far sì si dia ecco, una parola di conforto, l'affetto, Come no. un tetto sicuro e poi piano piano spero che finisca tutto questo e possano ritornare alla normalità. Se non c'è la possibilità appunto di ospitarli perché non c'è spazio, però ci sono tante raccolte Sì, di appunto. medicinali, alimentari, generi alimentari, vestiti, quindi insomma partecipate a queste raccolte, quasi ogni parrocchia le sta facendo. Anche Ed è io ho raccolto bellissimo. un po' di roba e l'ho mandata proprio a queste persone. Allora, Vabbè, più del ascoltiamo noto- Uocchi e Paura, il maestro, Prego, maestro Enzo Di Domenico. Enzo Di Domenico, ecco qua. Vede, è una canzone che diciamo che parla di adesso, Sì, di domani addirittura. Sì. Vediamo. e ce l'ascoltiamo. Ascoltiamo. Dopo mi Piacere. interessa. Va bene, Il vostro giudizio. va Certo. benissimo. Vedo che ne paura in fronte a queste creature.
occhi infusi, lacrime amare, occhi infusi dolore. Canna viste muri soldati, muri a mamma e padre, canna viste scippa l'amore dinta mille quartiere, dinta mille quartiere. Hanno visto lo che passa in faccia che non credevo. Hanno visto la morte vola quando il cielo cadeva. Hanno visto l'eternità in un attimo solo, quando strilla senza lucca, tanto è forte paura, tanto è forte paura. Generale d'artiglieria chi lasciato studiando, quando il muro da casa mia parla ancora che sangue, e che l'anima sotto il prete che cercava aiuto, che volevano sulla vita di matto soffrenuto, di matto soffrenuto. Perché non arriva in terra tutta colore via, con la chi va portando in guerra tu nasce poesia, che sta musica non è bianca ma è per mille colori, e farnimmelo con sto sangue a guidarmi creatura, che sta musica non è bianca ma è per mille colori, e farnimmelo con sto sangue e a guidarmi creatura, a guidarmi creatura. Mamma mia, bella. Molto bella, attuale. E creatura. Mi è piaciuta tanto questa frase. Quelli che soffrono in queste circostanze sono proprio i bambini. Abbiamo visto le immagini, le immagini di queste No, vabbè, attuali. i social ormai li ho chiusi. Sì. Non definitivamente, ma per questo periodo voglio un attimo lasciarli in stand-by perché sto vedendo delle immagini crude, brutte, che ci Però guarda che terrorizzano poi giorno non è dopo sempre giorno. vero, A volte sono delle fake news. Brava. A volte, però comunque ci Bisogna sono stare molto foto che attenti. parlano da sé. Quindi nel disco c'è proprio questo testo molto attuale. Molto. No, in questo disco qua no. Ah, non c'è in questo? Questa è una canzone che leggi un sacco di tempo fa. Ah, L'arrangiamento è di Carmine Di Berati, lo Sì. saluto. Però c'è qualcosa, ecco, di questo momento che stiamo vivendo. Sì, C'è sì, tanto, sì. tanto. Questo è lo scritto del 2000, penso del 2002. Hai capito? Perché i potenti data. si possono permettere tutto di dichiarare la guerra, però poi chi ne subisce sono i comuni mortali, e quindi non è giusto ci vadino di mezzo proprio i bambini Sì, sì. e poi tanti giovani. Vabbè, andiamo avanti. Per le persone che stanno a casa, Sì. e poi commentiamo mano a mano anche con il maestro queste foto che abbiamo scelto, il blocco numero 1, un po' abbiamo messo insieme gli incontri artistici e un po' qualche pezzo della carriera del maestro Di Domenico. Grandi pezzi. E quindi vediamo un po' queste foto e poi le commentiamo. Foto, un po' di ricordi della carriera, tanti concerti, tante esibizioni, tanti incontri artistici. Andrebbe fatta l'enciclopedia, maestro, perché tutti non c'entravano. Mettiamoci sotto e facciamo le attività. Sì, va. Sta il problema. Perché poi ho visto anche le nostre foto a Natale. Sì, Beh, è stato da Ida Picco, Da Ida Piccola. una grande enciclopedia.
Bella questa, grande. Vedi il maestro come subito attuale e soprattutto come è pronto. Mi piace perché ha la battuta pronta il maestro, è bello proprio per questo, perché è simpatico e poi l'autoironia ce l'ha sempre avuta, è vero maestro? Sì, sempre eroe. È l'unica cosa che ci difende un po'. Meno male che c'è quella. Però visto che insomma lei ha una carriera prestigiosa, soprattutto poi ha anche l'occhio giusto per individuare. Molto. Vabbè. Stai un po' attento sotto questo aspetto. L'occhio clinico. L'occhio clinico. Avrebbe bisogno di una clinica particolare. No, l'udito giusto. L'udito giusto per scovare questi. Ma io scherzo, ti preoccupa. Diciamo che il suo occhio si è trasferito un po' alle orecchie. Per scovare questi nuovi talenti anche bravi, e allora è proprio il caso insomma di dargli dei consigli a questi giovani che vogliono cantare. Innanzitutto devono rimanere sempre loro stessi. Devono cantare assolutamente quello che sentono, non devono si prestano qualche volta a quello che vorrebbe il pubblico secondo loro, perché il pubblico non lo vuole mai quello che pensano loro, perché il pubblico vuole la genuinità, vuole che tu resti e dimostri quale sei, altrimenti il pubblico ti abbandona e se ne va. È vero. Questa è la verità e niente, essere soprattutto professionali, perché quella è una cosa più difficile. Cioè essere critici di se stessi, perché il miglior critico di se stesso sei tu. Perché per esempio la Ida che si sente dopo che ha fatto la televisione per radio, la sa accorge se ha sbagliato qualche cosa. Se è una ragazza e ti migliori, no? Chiaramente. Certo. Invece questi signori credono che fanno tutto bene, molti, e sbagliano. Che qua bene non fa quasi nessuno tutto. Quasi nessuno fa tutto bene. Quindi anzi, ha detto bene, sbagliando si impara sempre e anche i migliori professionisti lo fanno. No, non è che sbagliando si impara, soprattutto si migliora. Si migliora. Che a imparare abbiamo imparato già qualcosa. Perché poi si vedono comunque gli sbagli che si fanno. Infatti si migliora assolutamente. E questo diciamo sono anche i segreti per durare così a lungo poi in una carriera. Sì, e poi soprattutto, secondo me, se mi sbaglio mi devi correggere, soprattutto non bisogna mai essere geloso dell'altro. Ah sì. Soprattutto bisogna pensare a se stessi e non crederti mai superiore, però nemmeno inferiore. Ho i dubbi, ho i miei dubbi. Questo è un po' difficile nell'ambiente musicale. Ho visto questa cosa, cioè, proprio l'ho vissuto sulla mia pelle quando vedevo questa rabbia per chi faceva successo. Ma stai zitto, stai sulla Maestro, ma ho i miei dubbi anche riguardo il pubblico, perché lei ha detto che il pubblico vuole la genuinità delle cose, invece oggi attualmente non vedo questo in un certo pubblico. Ma guarda un po' a TikTok, non ho capito. Un altro discorso. La scherzano come scherzano. A parte TikTok, guarda che su TikTok ho messo una sola canzone io. Bene. Una volta ce lo stavo facendo anni, non ero bravo. E vedi che ha messo la canzone, ha fatto quasi 1 milione di TikTok. Allora dicetti, allora è buono su TikTok. Detto proprio affettuosamente. Ma quello è un altro pubblico, il suo pubblico, il pubblico di Enzo Di Domenico, non il pubblico dei TikTok. No. Che fa? Qualche video TikTok? Dopo lo facciamo, dopo lo facciamo, lo mettiamo sia su quello di Ida, che tu stai su TikTok, e anche su quello del maestro. No, ha nominato una persona, voglio fargli vedere, voglio fargli sentire questi saluti numero 2. Vai. Ui papà, buonasera, sono Nanni. Penso che dalla voce già lo sai. E niente, che mi hanno chiesto di fare questo videomessaggio, io tanto ci voglio, però te lo faccio lo stesso. E forse con il messaggio riesco a dire una cosa: è stato il periodo più bello della mia vita quello di amministrare Enzo Di Domenico. Avevo 16 anni quando ho cominciato e ho guidato senza patente, abbiamo girato il mondo assieme, ci abbiamo divertito, siamo stati padre e figlio, siamo stati amici padre e figlio, e ti faccio vedere proprio la nostra canzone. Abbiamo fatto guai, però abbiamo sempre risolto e niente, ed è un rapporto bellissimo, fantastico, mi fa piacere che sei ospite di questi professionisti e niente. E diciamo il tempo sta scorrendo. Sì, manca pochissimo. Io vorrei far vedere anche il montaggio numero 1. Vai. Povera terra mia, che delusione, bella si solamente in te canzone, bella perché è lontana, vera un'ora e poi se ne va, ma chi è napolitana che porta. Povera
terra mia, terra nisciuna, femmina rassegnata mille padrona, truccata solamente cielo d'oro e mare blu, puttana che nisciuna te può più. Ma tu no, potete perdona, che so guaglione, sti parole senza amore, tu mettetemi in È pronta la valigia per andar via, con lui che ancora chi ne malinconia. si può lontana te soffro di meno, vivo di più, voglio partire per non tornare mai più. Ma tu no, potete perdona, tu non vedi che so guaglione, sti parole senza amore, mettetemi in Lavano come tu sto lontano, ti scrivo queste righe qui da Milano. che la gamma mi manca, ma può da soltanto tu, non ha solo un fuso e mare. Lava la terra mia, lava la terra mia, lava la terra mia, lava la terra mia, Povera terra mia, terra dei santi, non porto capo a te sto lontano, forse proprio perché sono emigrante, ma sento ancora più napoletano. Sono e siamo felici e onorati di averti qui questa sera. Grazie per quello che hai fatto e fai per questa meravigliosa città. Grazie. Grazie a te. A volte basta una parola, altre volte basta uno sguardo, altre ancora un sorriso. E a volte basta una telefonata. A volte basta una telefonata, il nuovo straordinario e atteso disco di Enzo Di Domenico. Paura, se tu che mi fai mettere 5 straordinarie tracce inedite e numerosi illustri duetti e partecipazioni. Enzo Granianiello, Luca Sepe, Ivan Granatino, Enzo DC, e ti faccio vedere Adriano Di Domenico, Annalisa Martinisi, Franco Ricciardi, quanto ti può durare sta dolce vita. Luna Di Domenico, poi champagne ci sta l'acqua in mare. nuove meravigliose versioni di successi immortali come Sì Anna Maria, Lello Kawasaki o Barri l'Università, Passione Eterna, Paura e tante altre. Passione eterna mia. A volte basta una telefonata, il nuovo disco di Enzo Di Domenico. Bellissimo questo disco, bello. io ce l'ho e me lo sento continuamente. Nel molto 2014 bello. a volte basta una telefonata. con Volevo tanti tornare un attimo al Sì. video di prima, Sì. perché Sì. vedete quanti personaggi passano in questo video. Povera terra, sì. Abbiamo Teresa Rocco, Sì. Adriano. abbiamo ancora Adriano, poi abbiamo
Ancora una volta a Federico Salvatore, perché la canzone l'abbiamo scritta insieme. È bella sta canzone. E abbiamo l'arrangiamento di Gigi D'Alessio. Quindi vedi, che bello. Una chicca. Un bello fattarello, no? Bello fatto, Tutti bello fatto. amici belli aggiustati. Adesso ci sono altri 2 saluti da sentire, visto che mancano 10 minuti, quindi li mettiamo insieme, il 3 e il 4, regia. Enzo Di Domenico, un artista che vede oltre, un poeta, un musicista, un cantante, un amico. Enzo, ti ringrazio non solo per l'amicizia, ma anche per le emozioni che condividiamo attraverso le canzoni e non solo. Il brano in sottofondo è uno dei tanti nati da una collaborazione vera e sincera, il solito connubio artistico spontaneo, dove una parola come delirio diventa romantica, esprimendo sentimento e poesia. Ma è certo che un delirio ti piglia in un ossaio, guardando a sta signora che non fornisce mai, vivendo il mio delirio minuto per minuto, sto cuore in sallanuta te voglio regalare, prima che se ne fuori, prima che non lo trovi, in da sti male mi voglio assicurare. Che dire? Chiudo con una parafrasi: se Napoli è la città della canzone, tu sia la voce romana. Carissimo maestro, è sempre un piacere avere la possibilità, anche se in questo caso a distanza, di esservi vicino. Io ho avuto il piacere di conoscervi per la prima volta qualche anno fa grazie all'amico comune Nando Iannuzzi e da quel momento mi sono innamorato di questo grande personaggio artista che è dietro le quinte, con quel tipo di simpatia che solo un artista può ottenere, perché l'artista è pazzo e quindi di conseguenza ha tutte quelle caratteristiche che non fanno parte della persona comune. In quell'occasione ho avuto la possibilità e il grande piacere di registrare con lei un'intervista dedicata a nonno, e da quel momento l'amore nei vostri confronti non è mutato, come non è mutato tutte le volte quel piacere di incontrarvi, di passare qualche pomeriggio insieme, qualche ora a parlare della grande e bella storia di cui voi fate parte, di questo grande patrimonio che avete arricchito con i vostri successi. Cosa dirvi? Io penso che altre persone prima di me o dopo di me avranno tante cose da raccontare sul maestro Enzo Di Domenico, quindi lascio la parola a loro. Intanto vi ringrazio per quello che avete lasciato alla generazione mia e quelle che verranno, che avete scritto nella canzone napoletana, quello che avete interpretato voi e quello che è stato interpretato da altri artisti, però che voi ed altri autori avete scritto e lasciato in questo grande libro della canzone napoletana. Lorenzo Natale e Salvatore Architravo vi mandano questi saluti. Dicevo, meno male che abbiamo parlato con nonno signorino prima. Dice, quello Mario Trevi. Perché dice che stiamo parlando adesso perché ho parlato prima io, non è vero, Sabato ci aveva parlato con nonno tuo che è picciuso. Che aspettiamo da tu per tu, Mario Trevi, speriamo. Salvatore, mettici la mano tua, un saluto. Allora, sì. Prima di vedere l'ultimo video e poi anche salutarci, perché sì, mancano pochi minuti, ci salutiamo e poi il maestro canterà una canzone qui. Sì, vediamo quest'ultimo blocco di fotografie. Abbiamo parlato tanto dei 4 figli e adesso li facciamo anche vedere nel rapporto che hanno con il maestro Di Domenico, con il loro papà. Quindi il blocco numero 2 è proprio la famiglia di Domenico. Eccolo qua, abbiamo visto un po' la famiglia. La famiglia, però io voglio un attimo aggiungere che nel 2017 pubblica un nuovo album, Il Maestro Sud Italia, arrangiato dal maestro Claudio Romano, quindi questo non l'avevamo detto. Volevo aggiungere, poiché le fotografie non le ho viste, me l'ha raccontate, però guardate che mancano 2 figli in queste fotografie, altrimenti chi si diceva che
E ricordiamo i nomi. Maurizio e Elisabetta. Sì. Va bene. Allora, Quanto il arriva? grande ritorno agli strumenti acustici. Maestro, come ha visto questo ritorno? Ah, io lo ritengo superlativo. Superlativo. Beh. Sì, lo ritengo perché non se ne può più, sti computer, la verità, non se ne può più. Quindi meglio l'avvento appunto dell'acustica. Ma soprattutto per tutti quelli che lavorano. Molto, molto meglio. Che oggi con un computerino a casa tua fai un po' tutto. Invece là hai bisogno di chi suona e li devi pagare. E da quest'album è stato estratto il brano Senza Amore, però intanto vorrei ancora ricordare a tutti gli amici che amano il grande, il cantautore, la storia di Napoli, dalla sua tenera età, diceva Adriano, suo figlio maestro. Sì. Felicità, Enzo Di Domenico. Felicità non ce l'abbiamo mandata. No, sto facendo vedere il disco. Così possono compratelo, mi raccomando. Ma comprare che dischi non si comprano più, perlomeno ascoltate. No, maestro, ma bisogna avere un ricordo. Guardate anche la foto del maestro. Guardate. Oltre alla promozione di Felicità, quali altri progetti le sta lavorando? Adesso stiamo lavorando per tanti ragazzi nuovi, per esempio. Poi te lo torno a ripetere, sto scrivendo qualcosa per Valentina Stella adesso, che non è una ragazza nuova, ben chiaro. Però stiamo lavorando per i ragazzi nuovi proprio, che poi è più divertente che i nuovi. Mi piace essere un talent scout. Perché li vedi crescere, poi al 99% non succede niente, quindi quando poi succede bello. È come quando Napoli ha vincito Calazzi, all'improvviso, l'ultimo minuto, boom. Ma questi ragazzi studiano, maestro? Studiano? Sì, come no. Comprendono il linguaggio musicale di una volta? Sì, come no. La cultura. E stanno sotto la guida. Poteva mai dire no, c'è sempre qualche pecora nera. No, il maestro li mette a squadra. Le pecore nere sono sempre le migliori. Vabbè, se lo dice lei. Sono le ribelli, quelle sono le migliori. Allora, noi manderemo questo video. Dobbiamo vedere un ultimo video. Delirio. E poi ci salutiamo. Quindi Delirio e poi ritorniamo in studio. E vado all'improvviso, non sai nemmeno tu, ti trovo un paradiso, o forse un po' di più, ma è certo che un delirio ti piglia e non lo sai, guardando a sta signora che non fornisce mai, è troppo esagerato, ma pare non ti spetta, s'appiccio corambetto. E non si studia più, no, non si studia sai, è troppo fuoco ormai, è troppo assai, non può fare niente più. Tu sei bella, troppo bella, non va così. Coppa terra è caduta una stella, è caduta per farmi impazzire, è una musica dentro il cervello, ma di manna sta amore che e cammina, vuole a questo destino, e ogni passo mi fa amore tra tutte. Cantando amore, volesse diventare una uccella approttatore, e ti fa emozionare, e ad indassi giardino, con gli suoi meglio sciore, e ti porta una scusa, e poi ti canta ancora, vivendo il mio delirio minuto per minuto, sto cuore in sala nuda, tu voglio regalare, prima che se ne fuga, prima che non lo trova, in testa in manatoia, lo voglio assicurare. Tu sei bella, troppo bella, non va così.
e cammina, cammina, con la chiesto destino, e ogni passo una buona tanto te. Curato proprio bene e bene. Che delirio questo video, maestro. E Ma noi volevo dedicare, ma poi appiccicavo con Claudio. Allora maestro, ci ha fatto veramente piacere la sua presenza per questo special, perché è vero che ci vorrebbero tante ore, tante puntate per capire ancora di più il maestro, però giustamente il maestro tutti quanti lo conosciamo. Avremo modo di fare Avremo modo di fare, sì, sicuramente, anche grazie ad Angelo Ucciero, perché Angelo comunque sa che le vuole bene, un bene profondo dal suo cuore, anche il direttore Renato De Carmine. Renato è bellino. Sì, troppo bellino. Ma poi con Angelo faccio più quello che pure noi, pare poco. E non è poco. Non è poco. Vogliamo ricordare anche che questa puntata replica, andrà in replica domenica, quindi l'avete seguita, vi è piaciuta, rivedetevela pure domenica, poi la ritroveremo anche su YouTube e anche diciamo attraverso vari giornali, quindi seguiteci in tanti. Intanto, come ogni finale è sempre bello, no? Perché giustamente si scopre d'altra parte le emozioni che ci sono state, oppure qualche parola anche bella da parte dell'artista per i conduttori. Quindi io le faccio questa domanda: se lei vuole rispondere, maestro, risponda pure. Se lei non vuole rispondere, non lo faccio. Sta fa Marzullo. Fatti la domanda e datti la risposta. No, vabbè, facile, metto un po' di suspense sempre a fine puntata. Vai bella. Allora, a tu per tu, come le è sembrato? Molto bene, veramente, no, ma soprattutto, sinceramente, siete state capaci di sorprendermi. Guarda che è difficile. Sì. Perché dico, ma noi stanno pigliando queste cose che... Poi soprattutto quando lui parla di fotografie, io ne ho pochissime di fotografie, non sono stato mai un appassionato di fotografie, solo che non mi interessano, capite? Cominciato dalle donne, mi interessa l'imbraille, quelle che si toccano. Quindi, a un certo punto non è che ho avuto una grande dimestichezza con la fotografia. Abbiamo trovato materiale. E però. anche sui social, però, chi pubblica al posto suo, maestro? Foto, appuntamenti vari? Luca, Nanni, okay. Diego, no, sono in tanti ad occuparsi. Per esempio, Diego si occupa della mia pagina, Luca delle fotografie, insomma, che poi Luca è il fotografo di famiglia, quindi. Che puoi anche apprezzare dalle modelle, Luca. Sì, molto, molto. Luca ha fatto un sacco di cose per le modelle. Ah, ok, dipende quale cosa. Ha fatto anche calendari. Calendari, sì. Ok, perfetto. Che capite? Meglio specificare. Secondo me Claudio l'ha trammiata sta creatura. Allora, noi ci salutiamo. Grazie ancora, maestro Enzo Di Domenico. Grazie a tutti quelli che ci hanno sopportato. Ecco, sopportato. Riconoscete sempre l'arte pura, autentica, le belle canzoni, i successi del grande, pilastro, colosso della canzone napoletana, Enzo Di Domenico. Noi ci becchiamo nuovamente martedì prossimo. Chi sarà il prossimo artista? Lo scoprirete sui social, noi pubblichiamo tutto, va bene? Ringraziamo tutti voi per averci seguito. Alla settimana prossima, buona serata. Ciao.